Siamo arrivati all'ultima corsa del convegno, il premio Firenze, una dotazione di 4.620 euro per cavalli di 4 anni che vincono da 3.000 a 10.000 euro carriera. Doppio chilometro, l'1 è Gaber Trio con Giuseppe De Filippis, il 2 Gigabag con Tomasello, 3 Guinness World con Dell'Annunziata, 4 Giravolta con Vecchione, 5 Jerry's con Cuglini, 6 Gigi ADR con Garruto. La macchina li ha raccolti, i numeri alti si sono già scostati dall'ala, per cui rimangono l'1, il 2 e il 3 a giocarsela, e il più veloce sembra già da dietro le ali dell'autostart, il numero 3 di Guinness World, che sembra quello avere la partenza migliore. Sbaglia Gigabag, prova a difendere la prima posizione Gaber Trio, ma davanti ci va inevitabilmente Guinness World per l'ottimo numero 2 Gigabag viene squalificato Gigabag, e quindi rimangono in 5 in corsa. E davanti a tutti, l'abbiamo detto, Guinness World con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, seguito da Gaber Trio e Giuseppe De Filippis. Gli altri sono più o meno tutti in fila indiana, tranne Giravolta, che già incomincia a mettere il muso a destra per incominciare la sua lenta e progressiva risalita. Dietro a Giravolta si mette anche Gigi ADR e il gruppo comunque rallenta, perché andiamo dal piede dell'1,19, siamo a 31,6 per questi primi 400 metri. La situazione ovviamente è quella di studio, un po' tattica, con davanti sempre Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata e Giravolta che cerca il momento e l'attimo migliore per proseguire la sua risalita. In questo momento veleggia tra la seconda e la terza posizione, mentre i cavalli continuano a sviluppare il loro percorso con grande tranquillità. Si va davvero abbastanza piano, siamo sul piede dell'1,20 abbondante, quando stiamo per percorrere la terzultima piegata della corsa, con sempre le situazioni ormai cristallizzate. In questo momento Roberto Vecchione decide di incominciare ad avanzare in maniera un po' più determinata, per cui si mette con il cavallo tra la prima e la seconda posizione quando siamo al chilometro passato in 1,22, con 16,3 il parziale della terzultima piegata, e le cose si velocizzano inevitabilmente una volta che Giravolta arriva quasi a fianco di Guinness World. 1,34,4 questo ulteriore passaggio, però c'è un 14,2 di parziale per la retta delle tribune. Sempre davanti a tutti Guinness World, che ha aumentato i giri del motore, rimane sempre alla sua destra Giravolta e continua a seguire sempre in silenzio Gaber Trio, mentre invece gli altri due cavalli guardano e osservano che cosa può succedere per dare magari una stoccata vincente. E stiamo per entrare ora nell'ultima piegata, sono gli ultimi 400 metri di corsa. Guinness World continua a essere in saldo comando, incomincia a essere un po' in difficoltà, un po' stanca. Giravolta è vicinissimo Gaber Trio, prova in terza ruota Gigi ADR a diventare minaccioso, controlla tutto fino a questo punto Guinness World con un 15,3 per l'ultima curva, e si entra in retta d'arrivo. Allunga Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per sfuggire all'arrivo di Gaber Trio, per sfuggire a Gigi ADR, e vince con il numero 3 Guinness World. VP dell'Annunziata 1,16,7, 2,33,3 per il doppio chilometro, il tempo complessivo. Quindi bella vittoria, l'ennesima di Guinness Trio, che dopo una serie di vittorie veniva da un terzo posto. Guinness World con il training di Iovinella e Vitagliano per la proprietà di Antonio Di Nocera, per questa maschio di 4 anni da Specialist lì di Diana Omar, che si aggiudica questa settima corsa davanti al numero 1 di Gaber Trio, il numero 6 di Gigi ADR, poi abbiamo il 5 di Jerry's e il numero 4 di Giravolta. Questo è l'ordine d'arrivo finale per questa serata qui all'Ippodromo del Savio. Ci si rivede domani sera alle ore 20:45.